peserà alle tasche dei veneti la manovra del governo Monti. È stato commissionato uno studio ed ecco i dati. Altro che Salva Italia, chiamiamolo Strozza Veneto. La Lega alza il tiro contro il governo Monti e lo fa presentando il conto della manovra ai veneti. Un salasso da 628 euro a famiglia, 320 a cittadino, bambini compresi, destinato a salire a 1.000 euro l'anno successivo, che al Veneto nel suo complesso costerà 1.600.000 euro. Il Carroccio annuncia battaglia in tutte le sedi, ma con poche aspettative di successo, essendo con l'IDV l'unico partito di opposizione. Abbiamo calcolato che nella famiglia media veneta di 3 persone pagherà nel 2012 628 euro in più e nel 2013 purtroppo ancora di più. Di conseguenza le famiglie andranno in grossa difficoltà e ancora non se ne rendono conto. Stiamo vedendo che purtroppo il Nord continua a pagare per tutti. Si vuole riempire la vasca senza invece tappare i buchi che ci sono e questo è molto grave. Intanto noi faremo la nostra parte politica a Roma. In ogni tornata elettorale dovremo vedere o ricevere il consenso dei cittadini. Una manovra depressiva che porta la tassazione al 44,8% e i cui effetti, secondo la Lega, in assenza di tagli alla spesa, non porteranno nemmeno benefici allo Stato. Solo le accise sulla benzina racimoleranno 200 milioni di euro in Veneto, unanime il grido di dolore degli enti locali. Già adesso, da assessore purtroppo al bilancio e ai tributi lo sto vedendo, l'accisa sui carburanti sta facendo diminuire il consumo della benzina in maniera clamorosa, quindi noi che avevamo una parte dell'accisa dei carburanti ne prenderemo meno. Questo governo non ci vuole ascoltare. I comuni che avranno più gettito IMU avranno nulla dal fondo perequativo, quindi chi più paga meno avrà. La Lega è però alle prese anche con contrasti interni pesanti, dalla segreteria trevigiana alle alleanze sul territorio. Ci sarà la tranquillità come c'è sempre e come ci deve essere sempre. Ma intanto l'accordo Lega-PDL a Conegliano sembra destinato a saltare. No, non è piaciuto soprattutto a noi perché non era assolutamente un preaccordo, non so ovviamente il territorio o le persone del territorio cosa avessero fatto, ma non è mai stato dato il via nemmeno a Conegliano. E a Portogruaro vertice tra il PDL Veneto e quello friulano, c'era anche Angelino Alfano. Se salta l'accordo con la Lega, ha detto sì